Tutti tendiamo a pensare a Palladio come architetto soprattutto di ville, di palazzi o al massimo di ponti, ma in realtà aveva una grande attenzione anche per il disegno degli elementi minimi dell'abitare. Disegna camini, vere da pozzo, lavamani e addirittura sappiamo aver disegnato un mobile monetiere per la collezione del suo grande amico Leonardo Mocenigo a forma di arco di Costantino, di cui purtroppo si sono perse le tracce, o forse è in qualche dimora inglese da cui speriamo che prima o poi salti fuori. Personalmente ho capito l'importanza che avevano il disegno dei camini per Palladio proprio guardando i suoi disegni, dove spesso vedevo delle strane linee, curve, di cui non riuscivo a interpretare il senso. Dopo un po' ho capito che si trattava di sezioni della parte di camini di nuova concezione, astratti, che Palladio vede nella Villa Madama di Raffaello e che porta con sé nel Veneto. Palladio disegna molti tipi di camino. Camini di Palazzo Ducale sono sontuosi come quelli necessari per un luogo di grande potere, di prestigio e di visita di dignitari stranieri. Per i monaci di San Giorgio Maggiore a Venezia, un ordine raffinatissimo, disegna dei lavamani in marmo rosso ispirati direttamente ai sarcofagi romani. Ma quello che è interessante è che mentre di solito la forma dei camini è quella che potremmo chiamare trilitica, cioè con due elementi di sostegno, un architrave superiore, spesso questi elementi portanti hanno la forma di grandi zampe di leone, oppure nel caso dei meravigliosi camini della Villa Garzoni a Ponte Casale di Sansovino sono due sculture che reggono la parte verticale. Palladio invece nelle ville degli anni 50 sviluppa un nuovo tipo di camino che nel Veneto non si era mai visto, in cui il camino diventa una forma astratta, parte da terra, gira e scende di nuovo a terra, senza nessuna differenza fra ciò che porta e ciò che è portato. È una linea complessa, spesso con un toro, con delle gole, con degli elementi di disegno molto precisi. Mi sembra affascinante quest'idea che Palladio sviluppi delle forme molto moderne, che mi ricordano un po' le carrozzerie delle automobili degli anni 20 e 30. Palladio concepisce il suo modo di fare architettura come modulare. Usa delle forme standardizzate che, come dire, gli consentono un gran numero di realizzazioni. Per Palladio è importante il processo costruttivo, inventa un vero e proprio Palladio Architectural System, come chiamiamo, e in questo si avvicina molto ai designer di oggi.